Ci addentriamo nel centro storico di Napoli, San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai, strade che solitamente sono affollate di turisti e di partenopei. Vediamo quello che accade. Passeggiata non si rinuncia mai, soprattutto in questa strada, per dare una mano anche a questi artigiani che sono in grossa difficoltà. Certamente c'è un raggio di sole, insomma, diciamo così, rispetto al buio dei giorni passati. Anche se è solo un passeggio, ci fa piacere vedere gente, ci rincuora, ci mette in uno stato d'animo un po' più rilassato. Ovviamente insomma è un po' di folla in più, però insomma non è sinonimo di business e di commercio. Insomma. Adesso vogliamo chiudere l'anno perlomeno per chiudere 0-0 con le spese. Non guardiamo il guadagno, però la vittoria è quella di arrivare a coprire le spese. Tutti gli anni veniamo qui e compriamo sempre qualcosa per il presepe. Ci vuole, almeno questo, quel poco che ci resta bisogna farlo. Voglio dire che se non ci fosse stata questa passeggiata l'anno sarebbe finita ancora più a tragedia. Ci aspettavamo di peggio, fortunatamente è una strada comunque i napoletani sono molto affezionati. Però invitiamo appunto a venire a visitarci e a darci una mano. Cominciamo così, speriamo di andare sempre meglio, insomma. Facciamo passare questo periodo, va, lasciamolo stare, poi vento in poppa e via, e si corre veloci. Non c'è logica, perché mi sembra assurdo che tutta l'Italia è zona gialla, dove si possono mischiare liberamente e quindi recuperare a livello economico. Poi quando noi domenica, se forse diventiamo zona gialla, possono venire tutta l'Italia qua a mischiarci di nuovo e quindi ci ritroveremo di nuovo in lockdown. Speriamo che si aggiusti quanto prima tutto e ritorni tutto normale, anche se quel normale di un tempo era quasi anormale.